in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci qua, siamo ritornati in diretta con lo sportello pensionati, come ogni mercoledì alle 18:15. Con noi oggi Ennio Tognutti, sempre lì, sempre quello è il suo posto ormai da anni, quando viene ospite in studio Ennio è sempre lì, Ennio Tognutti dell'FNP CISL di Udine. E abbiamo Ivano Moguzzi che ricordiamo essere coordinatore RLS FNP 30°. Buon pomeriggio a tutti e due, come state? Avete riposato? Bene, grazie. Riposato, rilassati per poco, perché adesso ci attendono giorni di tensione non indifferente. Attendono giorni di fuoco, no? Esatto. Soprattutto per quanto riguarda la riforma delle pensioni, quindi dovrete lavorare parecchio, penso. Certo. Assolutamente, ci aspetta un periodo duro. Un po' le basi sono state gettate, no? Ancora nel mese di luglio, però bisogna vedere effettivamente che cosa riuscirete a raccogliere. E non è una situazione semplice, anche perché, come sempre, gli interessi sono contrapposti e quindi c'è un problema di mediazione e di compatibilità anche economica nel tempo, anche del sistema previdenziale. È chiaro che anche su quel terreno lì si stanno giocando delle partite importanti che non toccano solo le pensioni, ma hanno dei riflessi nella riforma fiscale e quindi per il sindacato in questo momento è un impegno importante e soprattutto per l'FNP, per i pensionati, perché le confederazioni sono impegnate a tutto campo, su tutto il campo del lavoro e lo sentiamo e lo leggiamo ogni giorno. Tra l'altro ci sono anche dei ragionamenti fra le confederazioni importanti che non sono contrapposizioni ma sono valutazioni di posizionamento anche sulle vaccinazioni, con la CISL che è per l'obbligo, con la CGIL un po' meno. Sì, tante contrapposizioni a livello sindacale. Questo per conto mio non è che faccia tanto bene, perché in genere quando sindacati sono uniti in uno scopo si riesce a raggiungere più facilmente il risultato. Ho capito, però stiamo attenti che l'unitarietà, se è fasulla, non porta a grandi risultati. Certo. Partire da posizioni diverse, volendo poi fare sintesi, di solito porta a risultati buoni, quindi immagino che la volontà c'è di creare condizioni per, evidentemente sono temi elevatissimi che non sono proprio neanche di competenza prettamente sindacale, però per il ruolo sociale che hanno, per l'influsso che ha sul mondo del lavoro, che il problema non è mense sì, mense no, tutti mense, sono questioni di alto principio sulle quali i ragionamenti devono essere approfonditi e anche estesi. Certo. Sì, penso anch'io che su questi problemi ci sia bisogno di un sindacalismo confederale che non litighi in continuazione ma che ragiona, che discute partendo da opinioni diverse, magari anche un sindacalismo confederale che cerchi di affrontare per esempio anche questa cosa, visto che l'argomento è d'attualità delle mense, mi sembra che sia un ragionamento sul quale dovremmo aprire una riflessione seria, nel senso che è indubbio che Confindustria e il governo hanno sbagliato a non coinvolgere direttamente CGIL e CISL su un protocollo relativo anche a questa questione. È anche vero che noi però non possiamo fossilizzarci sul rifiuto oppure sul fatto che nelle mense può entrare chiunque, perché è ovvio che esiste un problema per i lavoratori vaccinati, esiste un problema per i lavoratori non vaccinati, esistono delle cose che vanno affrontate, penso, non con un sì o con un no, ma affrontando direttamente la questione, quindi obbligando in questo caso governo e Confindustria a ragionare su questa cosa, ma sapendo che il sindacato non può dire di no al Green Pass anche nelle mense.
Ecco, anche perché soprattutto la CISL, no? Anche qui, certo, proprio in questa sede, quante volte sono stati lanciati messaggi pro vaccino, no? Esatto. Lanciati appelli alla vaccinazione, appunto inviti a vaccinarsi. Sì, bisogna che su questa cosa ci sia più attenzione. Io penso che ci sia un po' la consapevolezza, io dico anche da parte della CGIL, di non essere proprio a posto su questa vicenda, perché il fatto che Landini abbia scritto una lettera a Repubblica poco dopo che era scoppiata questa cosa, quasi per spiegare che anche la CGIL è pro vaccini, vuol dire che noi dobbiamo, come sindacalismo confederale, cercare su questa cosa, e quindi anche unitariamente, di dare indicazioni che siano quelle chiare, dove i nostri lavoratori che sono all'interno delle fabbriche, che si sono vaccinati, devono essere tutelati. Questo è il primo problema che noi ci dovremmo porre come sindacato. Ma d'altronde non possiamo togliere le castagne poi certo, alla maggioranza che regge questo governo. Certo. Cioè, se si espone solo il sindacato in una direzione o l'altra, permette alle componenti della maggioranza governativa di giocare a nascondino, ma sì, ma no, ma forse sì, certo, forse no, ma la vuole lui, sì, perché il punto centrale, come dicevo prima, il sindacato è importante, deve fare ogni tanto coprire un ruolo che non è propriamente suo, ma essendo un soggetto sociale rilevante deve fare, ma questo non vuol dire che i responsabili, quindi le componenti politiche che si chiamano fuori gioco, bisogna che assumano delle decisioni, cioè non si può essere a favore dell'obbligo e nel contempo frenare l'adozione di una norma che lo può permettere. Certo. Sì, devi prendere una decisione univoca, quella è, esatto, basta, anche per piaccia evitare... o non piaccia, bisogna avere il coraggio di farla, anche perché mi pare che ormai, al di là della disinformazione che gira, ma dai dati che conosciamo, anche la decisione della Corte europea che dice che ammette l'obbligatorietà, perché certo, poi noi abbiamo nel nostro paese dei precedenti importanti, dalla vaccinazione antipolio alle altre, fino al 90 e rotti avevamo l'obbligo di vaccinazione per entrare nelle scuole. C'è un nesso di importanza primaria della salute rispetto al resto. Tu ne sai qualcosa, visto che hai lavorato una vita in ambito scolastico, no? Poi io sono perfettamente d'accordo che tutti vogliamo rispettato la nostra libertà, però tutti, certo, cioè non solo chi non è d'accordo sul vaccinarsi deve essere rispettato, ma anche chi vuole essere tutelato deve essere rispettato, e quindi ci vuole uno sforzo da tutte e due le parti. Cioè è inutile giocare sempre tocca a te e non a me. Il ragionamento, l'esempio che portava qualcuno, è facile andare in autostrada con le luci spente quando tutti gli altri hanno i fanali accesi. Sì, perché sono gli altri che ti illuminano, certo, dovresti essere responsabile, accendere i fanali anche tu ogni tanto. E comunque sono ragionamenti importanti e forse ci possono essere utili anche a recuperare il gusto di ragionare e il gusto di discutere sulle cose e non essere sempre faziosi o tifosi. Sì, quindi il confronto, certo, con il confronto si arriva a una sintesi. E così pure il ragionamento sulle pensioni, è complesso e complicato, è complicato perché c'è un qualcosa di fronte immediato che è la fine dell'esperienza di quota 100 e quindi il rischio di creare un gradone molto elevato per l'accesso alla pensione e quindi vanno individuati delle modalità perché questo gradone non abbia questo impatto così negativo. È evidente che ormai è stato acquisito un concetto che come sindacato è stato lanciato alla grande nel 2016, cioè bisogna cominciare a distinguere i lavori, perché non tutti i lavori hanno la stessa necessità di uscita dal mondo della produzione, dal mondo del lavoro. Ma anche lì è un po' difficile stabilire effettivamente, non tutti i lavori, perché ogni lavoro ha le sue
Sì. Sì, ho capito, d'altronde purtroppo per 4-5 anni la commissione che doveva fare non ha lavorato, adesso sta lavorando, stanno ampliando quelle indicazioni che erano nate con l'APE, con l'anticipazione pensionistica, e qualcosa deve emergere, perché quello può creare una flessibilità sensata, non una flessibilità così a caso o per fortuna. Deve creare una flessibilità sensata che, unita agli altri istituti dei prepensionamenti, agli altri istituti di riconversione delle aziende, tutti quei prepensionamenti, tutti quelli una volta si chiamavano scivoli, ma sono anche quelli che sono da mettere in conto anche quelli. È un progetto, cioè è un lavoro molto importante. Ecco, io comincerei a scendere un po' nel nostro territorio dopo appunto queste considerazioni generali, se sei d'accordo Ennio, no? Cominciamo a parlare delle cose anche più vicine. Sì. Proprio, cioè, le cose, anche queste chiaramente interessano tutti, interessano anche noi, però parliamo anche di casa nostra. Ad esempio, Tricesimo. Io so che a Tricesimo avete fatto un grande lavoro per aiutare le persone anche durante i momenti più pesanti della pandemia. Adesso come siete? Riuscite a dare questo supporto alle persone? So che vi siete adoperati per trasportarle, per aiutare le persone sole che avevano necessità appunto di un vostro aiuto. Sì, come già in altre occasioni è stato raccontato, noi abbiamo messo in piedi questo servizio in convenzione col Comune di Tricesimo che funziona. Sta funzionando diciamo bene. Che quasi ogni giorno noi abbiamo un servizio e stiamo parlando di persone ovviamente che sono realmente non in grado di andare se non li portassimo noi, perché o per una questione di età o per una questione fisica, perché magari stanno facendo delle cure, anche se non giovani però, cioè non vecchi, ma stanno facendo delle cure, quindi con questo servizio abbiamo fatto anche molti vaccini, per esempio abbiamo portato molte persone che non sarebbero state in grado di andare da sole perché sole a fare il vaccino, quindi abbiamo supportato anche le carenze, come dire, che il sistema sociosanitario ha, e quindi in questo nonostante senso l'impiego anche di tanti volontari che andavano e che vanno nelle case direttamente, no? Certo, che vanno a prendere casa per casa, c'è un bel gruppo di volontari, secondo me è un segnale importante. Devo dire che, ecco, in questo senso penso che anche con l'amministrazione comunale di Tricesimo stiamo vedendo di avere un altro mezzo, perché dopo una prima fase, soprattutto legata al fatto che il lockdown aveva un po' bloccato tutto, devo dire che la situazione sta andando molto avanti e quindi la gente sta utilizzando questo servizio che come Anteas abbiamo messo in piedi e che come CISL quindi supportiamo in maniera molto importante. Ecco, a questo punto noi ci facciamo una piccola pausa e vi ricordo che appena terminata la pausa, quando ci rivedete qui in studio, potete cominciare a telefonare allo 0432 573517 se avete domande appunto da porre ai nostri esperti dell'FNP. Oppure potete inviare SMS al 351 570 5687. Vedete i numeri in sovraimpressione. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Agosto, periodo di vacanze, molte persone si saranno fatte le ferie, si sono fatte le vacanze, però anche molti non si sono mossi da casa. Infatti gli uffici dell'FNP hanno continuato a funzionare, magari non tanto come nel mese di giugno, come a luglio, in agosto c'è stato un momentino, un po' di più calma, un momento, certo. L'avete un po'... Sì, diciamo non dico sonnecchiato, ma insomma... non sonnecchiato, ma non ci siamo rilassati un po' di più, questo sicuramente. Quali sono state le emergenze più importanti che avete rilevato in questo periodo? Nell'ultimo periodo, per esempio, sono state molte richieste, sono venute molte persone per il reddito di emergenza, ma il problema è che continuano a venire anche adesso, cosa che ormai sappiamo che invece, almeno a meno di un decreto nuovo che ristabilisce qualcosa, però non lo sappiamo. Scusami un attimo Ivano, qui ci dicono
Finalmente, guarda che soddisfazione, finalmente siete rientrati, grazie, buon pomeriggio. Ah, bene, Messaggino, arrivato, ecco qui. Perfetto, bene. Ecco, siamo contenti anche noi di essere rientrati e di poter aiutare le persone che magari telefonano per, non dico risolvere il problema perché televisivamente non si riesce a risolvere il problema, ma si danno delle indicazioni che permettono poi di affrontarlo in maniera molto più Intanto completa. gli diciamo che da ieri è partito il bonus per la rottamazione dei televisori. Ecco. Che di poco che sia è un contributo a chi sostituisce il televisore vecchio. Aspetta, parliamone subito perché volevo rimanere un attimo in tema con quello che diceva Ivano. Avrei bisogno di un'informazione perché è arrivato un messaggio, quindi rispondiamo subito. Ci sono ancora bonus di sostegno per le persone che come noi, cioè per le persone come noi che percepiamo io 500 euro e mio marito 700 euro al mese? Ci scrive Anna da Gorizia. Il reddito di emergenza sicuramente no. Il reddito di emergenza no, non c'entra con loro. E quindi per queste persone ci sono aiuti, non ci sono aiuti? Per queste persone non c'è, in questo momento, il reddito di cittadinanza non è previsto, quindi ci sono le solite cose ci può essere il bonus energia. Quelle cose, sì, certo. Ci possono essere l'aiuto per l'affitto, eccetera. Ma le cose che sono sempre, che erano già in corso nei mesi precedenti. No, di straordinario per ora, sì. Ora e comunque continuano a rimanere questi provvedimenti, non sono stati tolti? No. Ecco, perché proprio loro chiedono se effettivamente ci sono ancora... Tra l'altro immagino che non abbiano grossi problemi di finanziamento perché erano state, le previsioni erano abbastanza ampie. Certo. Quindi ritorniamo, mi stavi parlando adesso delle novità. Vorrei ricordare il problema che nel giro del prossimo anno si presenterà, che è quello del cambio della modalità di trasmissione in digitale delle televisioni. Il che vuol dire che dovremmo verificare se il televisore che abbiamo, i televisori che abbiamo corrispondono a questa nuova tecnica o meno. L'esperimento più semplice è portarsi sul canale 100, se viene fuori una scritta strana con dei codici va tutto bene, oppure sul 200 e anche lì viene fuori una scritta strana e va tutto bene. Qualora sul canale 100 e sul 200 o non esca nessuna immagine o sia sintonizzato un canale normale, c'è il problema che quel televisore ha bisogno o di un decoder o di essere sostituito. Allora, sentiamo un attimo chi c'è in linea, dopo continui una telefonata. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Con Franco da Maniago. Buonasera, magari chiedo se in regia mi alzano un po', chiedo scusa, in regia se mi alzano un po' l'altoparlante qui in studio perché la sentiamo lontano. Ecco. Ho capito. Sì, lei continua a parlarci. Io sono un ex ferroviere di Udine. Sì. Ed ero iscritto al sindacato della SIS di Udine e lo sono tuttora. Mi chiamo Franco Mattin. Prego, signor Franco, ha problemi? Lei ha qualche problema da segnalare? Sì, ho un problema. Io, mia moglie mi è morta 20 anni fa. Sì. Ho sposato una rumena poi. Sì. Con me è stato, poi non si andava più d'accordo, siamo andati tramite il Tribunale di Udine. Non abbiamo capito che cosa è successo, scusi? Com'è? Non abbiamo capito il passaggio, è rimasto vedovo 20 anni fa. Sono rimasto vedovo sì. 20 anni fa. Si è risposato con poi una... ho sposato una rumena. Sì. E questa rumena ha voluto fare il divorzio dopo 2 anni. Sì. 2 anni. Sì. Però il giudice di Pordenone mi ha detto che dobbiamo vivere separati. Io mi sono informato tramite la CIS di Maniago.
mi hanno detto, non so se è vero, che io quando morirò lei prenderà il 60% del mio stipendio, della mia pensione. Quindi percepirà il 60% della mia pensione. Tanto auguriamoci però che succeda il più tardi possibile, no? Lunga vita, scusi. E quindi lei vuole sapere se è vero che percepirà il 60%? Sì, appunto, vorrei sapere se è vero quello che mi hanno detto, perché il giudice mi ha detto dovete vivere separati. Beh, Dio, lì la situazione... Io ho una figlia handicappata, pertanto vorrei sapere quanto le danno di pensione a mia figlia e quanto le danno di pensione a mia ex moglie, diciamo. Adesso lì è da vedere, ho capito, lei vorrebbe avere tutte le cose chiare. Il giudice ha detto così, sì. È andata in Romania e non l'ho più vista. Ecco. Quindi questa situazione come si può risolvere? La perché situazione giuridica è un po' complessa. Sì. Beh, innanzitutto io la vedrei in questo modo. Innanzitutto lui non deve pensare a chi lasciare la pensione, anzi deve cominciare a pensare che forse prende la pensione degli altri. Quindi si ribalti un po' la situazione. Comunque, al di là della battuta... mi hanno detto qui a Maniago che la figlia prende il 20% e la moglie prende il 60%. Allora, quello che le hanno detto di Maniago... Ma anche se io vivo separato da lei? Allora, quello che le hanno detto da Maniago è indipendente dal fatto che ci sia una moglie, non ci sia un divorzio o no. Per la pensione di reversibilità o superstiti, se il coniuge può arrivare al massimo al 60%, se un figlio può arrivare al 20%, comunque. Sì, il che non c'entra la situazione giuridica. La situazione giuridica, almeno da come la vedo io, una volta che il divorzio è stato sancito, i diritti vengono ad essere affievoliti o a mancare, perché in caso di separazione non c'era problema. In caso di divorzio, se non c'è l'obbligo di assegno, vengono a cadere... Non ho fatto divorzio io, Non ho fatto divorzio io, L'hai fatto o no? Non ho fatto divorzio, mi ha detto di vivere separati. Allora quella è una separazione, non è divorzio, il che vuol dire che sua moglie mantiene tutti i diritti come moglie, certo. Quindi è al di là di ogni dubbio che c'è. Quindi o trasforma la separazione in divorzio... È in Romania e da quando il giudice ha detto così è andata in Romania e non l'ho più vista? Ho capito, ma questo non rompe il vincolo matrimoniale, bisogna che ci sia una sentenza. Quindi lei dovrebbe dovrebbe chiedere il divorzio, proprio formalizzarlo come tale. Ho capito. In caso contrario, quella persona lì resta sempre sua moglie. Certo. Va bene, lei veda adesso come può essere aiutato anche dall'ufficio legale della CISL. Dall'ufficio legale della CISL. Chiedere un appuntamento con l'ufficio legale della CISL. Sì, faccio un appuntamento con la CISL di Maniago. Sì. Certo. Forse le converrebbe fare un salto allo sportello famiglia nella CISL di Udine, dove hanno più a mano queste situazioni. Faccia una capatina a Udine se riesce. E così si rivolge a questo ufficio, va bene? Sì, non sarebbe male, comunque... A Udine lì, c'è il signor Donatello ancora? No, purtroppo il signor Donatello ci ha lasciato tempo fa. Va bene, comunque lei provi a telefonare a Udine, adesso devo lasciarla perché abbiamo anche dei messaggi a cui rispondere, va bene? Faccia così, si rivolga allo sportello di Udine. Grazie per aver chiamato. Udine, allora. Sì, grazie per aver chiamato. Grazie. Buonasera. Ecco, nel frattempo sono arrivati i messaggi. Allora,
Ho 58 anni, quasi 39 di contributi. Ho iniziato prima dei 18 anni. Vale per la pensione qualcosa in più se vado col progetto donna? Quanto perdo? Ho sempre lavorato nel settore della ristorazione. Grazie Marisa. Sì, posso. 58 anni, quasi 39 di contributi, ha iniziato prima dei 18. Diciamo, ha l'opzione donna a disposizione. Sì, però bisogna, 39 di contributi. Quello che bisogna dire quando si parla di opzione donna è che è una cosa che per alcune persone può essere, diciamo così, conveniente per il tipo di situazione familiare che ha, per alcune meno. Quindi bisogna verificare, perché i contributi passano tutti ad essere non più un pezzo retributivo e un pezzo contributivo, ma tutto contributivo, e quindi bisogna vedere negli anni precedenti, soprattutto i primi, come erano i contributi, e quindi fare un conto per vedere. Quindi il consiglio è: può essere una cosa conveniente, può andarci in pensione, l'opzione donna quest'anno c'è ancora, l'anno prossimo aspettiamo di vedere cosa farà il governo, però chiedere un appuntamento al patronato in modo di fare... Anche perché a 39 anni, no? Quanti ne ha di contributi? La condizione c'è tutta, si tratta solo di fare un conto, si tratta di valutare se gli conviene oppure no. Quindi chiedere un appuntamento al patronato per vedere la possibilità di iniziare la pratica di pensione. Perché l'età ce l'ha, i contributi li ha abbondanti. Ne ha in abbondanza. L'unico problema è vero che l'opzione donna comporta pensione esclusivamente contributiva, quindi non entra in campo la parte retributiva, e bisogna che si vada a fare i conti esattamente, perché dipende dalla tipologia e la quantità di contributi versati, e poi deciderà se farlo o meno. Ecco, però ha tutti i requisiti a posto. Certo. Signora Marisa, si faccia fare bene i conti prima di prendere qualsiasi decisione. Ricordando che per tutta la vita non è per un mese o per due. Appunto, quindi bisogna riflettere molto bene. Ringrazio le persone che continuano a mandare messaggini dicendo che ci seguono ogni mercoledì. Adesso arriva, no? C'è la gara, chi manda prima il messaggino per dire che ci seguono. Bene, ma questo mi fa piacere. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, vedete i numeri in sovraimpressione per mettervi in contatto con noi. Ennio, stavamo parlando di apparecchio televisivo e dopo siamo stati interrotti dalle telefonate, perché noi quando arrivano telefonate e messaggi diamo la priorità. Sì, per recuperare chi vede, chi si trova con un televisore che sia tecnicamente superato, può da ieri andare in un punto vendite, comprarsi il televisore nuovo con il diritto del 20% di sconto fino a un massimo di 100 euro, quindi deve immaginare che non deve spendere più di 500 euro, perché lo sconto massimo porta lì, però deve o portare il televisore da rottamare, oppure, se lo porta in discarica, portare il modulo vistato da chi in discarica riceve il mezzo rottamato. Per ora ed è libero, è per tutti, non è legato né a situazioni familiari né a ISEE, né l'unica condizione è il televisore vecchio e pagare l'abbonamento. Esclusi gli ultra 75 anni, che quelli che hanno ottenuto l'esonero, che quelli non hanno bisogno di dimostrare di pagare l'abbonamento. E comunque questo contributo a rottamazione è abbinabile al bonus precedente, che era legato all'ISEE bassa per l'acquisto o di televisore o di decoder nuovo. Sono due formule che possono essere associate. Le date ancora in cui terminano queste non sono definite, anche se sono legate al finanziamento esistente, però oggi ho letto che il Ministero ha garantito che finito questo finanziamento viene rifinanziato per assicurare questo adeguamento tecnologico dei televisori. Così c'è questo supporto. Probabilmente speriamo che tutti, specialmente le persone sole anziane, riescano a tenersi il filo. C'è una cosa che a livello di volontariato toccherà fare anche a noi, di cercare di
sensibilizzare tutte le persone, specialmente sole, eccetera, a preoccuparsi un momento in prima per non trovarsi poi anche senza quella fonte di compagnia che è il televisore. Sì, tra l'altro il televisore è un mezzo tanto importante e questa vicenda sotto il profilo tecnico è spiegata molto male, perché anche dalla stampa, perché molto spesso le persone... Come? Noi spieghiamo male? Su questo tema, no, non a Telefriuli ovviamente, ma è stato spostato di un mese la scadenza per il Friuli. Però per esempio una delle cose che spesso non si parla è che sono i televisori molto vecchi che partirebbero subito, perché in realtà se tu fai, se sei in HD il tuo televisore, c'è tempo ancora un anno prima di dover essere obbligati a mettere il decoder. Sì, io mi immagino già le persone in età, uno dovrebbe fare 501, 502, sì. 503, se vede, a quel punto... Quelli sono già in HD, però il segnale di verifica è sul 100 e sul 200. Sì, sul 100 il gruppo Rai, vuol dire che va 200 cambiato, sono i tempi che sono differenti. Se su quelli viene fuori la scritta famosa non c'è problema, se no è meglio preoccuparsi. Avremo problemi perché le persone, soprattutto sole... infatti io sto pensando proprio alle persone per loro il sole. televisore è un elemento importante di compagnia, può diventare un problema. Una cosa molto sì, seria, perché restano lì a vedere tutto il giorno. Esatto. Parliamo anche dell'apertura della campagna RED, no Ennio? Anche questo è uno dei temi previsti. Sì, le campagne RED sono periodiche, sono importanti e lo ribadiamo spesso anche in queste sedi, perché purtroppo condizionano dei benefici che sono legati alla pensione. Sì. Quindi bisogna stare attenti a questi, se arrivano gli avvisi o comunque alla compilazione del RED ogni anno, perché altrimenti nel momento in cui l'INPS va a fare certe verifiche e senza avere i dati certificati dei redditi può togliere certi benefici. Certo. E quindi creare delle situazioni incresciose, tra l'altro mette in atto anche dei recuperi e quindi è peccato incorrere a queste cose solo per non aver usato quell'attenzione. Ecco, ricordiamo allora perché il RED, perché va fatto? Il RED va fatto per mantenere sulle pensioni, dagli assegni familiari alle integrazioni varie che sono collegate al reddito della persona. Se il reddito della persona comprende anche qualcosa oltre la pensione, che è una condizione conosciuta dall'INPS, o lo dichiara, oppure l'INPS interviene interrompendo questo tipo di prestazione. Sono cose che, anche se non comunicate formalmente dall'INPS, conviene affrontarle facendo un salto o nei patronati o nei CAF. Sì. Ecco, qui ci scrive un telespettatore, non posso dire dove ha comprato perché sennò farei la pubblicità, ha preso mesi fa hanno un televisore, fatto un buono di 50 euro e portato via quello vecchio. E lui dice, sono stati onesti. Sì, ma perché era già in vigore questo, perché non è nuovo. Cioè, i 100 euro, quello era lo sconto. Il bonus televisore, ma era collegato all'ISEE. Sì. Questo invece non è collegato all'ISEE. Questo è libero, appunto. Ed è sommato a quello lì. Sì, su questa cosa dei RED aggiungerei solo questa cosa, che molto spesso mi capita di vedere persone che arrivano dal patronato con la lettera INPS convinti che glielo faccia il patronato, ma tranne alcune eccezioni è il CAF, quindi basta che se le singole persone sulla lettera che dicevano all'INPS guardassero alla fine della lettera, c'è proprio scritto rivolgersi centro servizio fiscale, quindi è importante che lo sappiano in modo che non vengano al patronato per chiedere appuntamento, ma che telefonino direttamente al CAF per avere l'appuntamento che dal mese di ottobre potranno incominciare a fare. Sì, c'è tempo fino a febbraio. C'è tempo fino a febbraio. Però conviene farlo. Gli sportelli dell'FNP servono a questo, a dare informazioni, a spiegare. Sono molti casi perché le persone, ma la colpa non è delle persone, è che potrebbero essere fatte anche le lettere dell'INPS un po' più chiare rispetto a come vengono fatte oggi. Per cui spesso uno arriva con la lettera e dice cosa devo fare, e giustamente è bene che noi gli possiamo dare le risposte, ma sarebbe bello anche che si potesse
fare lettere che chiunque possa capire, non per forza un esperto. Beh, diciamo che rispetto a qualche anno fa, almeno adesso meglio. è ripartita la lettera, perché c'è stato il periodo che non c'era neanche comunicazione. Ah sì, è vero. Uno trovava... sì, non c'era l'avviso, guarda che tu devi fare re perché sennò perdi il diritto. E invece adesso almeno adesso hanno arriva... ripristinato l'avviso. Sì. Ecco, Soprattutto quindi... tutte le persone che prendono una pensione di reversibilità, per esempio, sono soggette a questo tipo di verifica. È una delle casistiche più ampie, no? Perché, oppure chi ha l'integrazione al minimo, insomma tutte queste situazioni sono le situazioni che devono avere attenzione rispetto al fare il RED. Ecco. Bene, siamo giunti quasi al termine della trasmissione. In un minuto... A proposito di reversibilità, una curiosità, ho scoperto in questi giorni proprio che la 14ª può essere data anche al coniuge superstite. Questa è... Sì? Sì. Questa è una novità in anteprima a questo punto. È una novità. E quindi se qualcuno immagina di non aver avuto la 14ª, ecco. conviene fare un salto nei nostri uffici in modo che si possa verificare anche questo, anche se ha solo pensione di reversibilità. Ecco, quindi dare una controllata. Tanto vale. Ti sono capitati già dei casi? No. No, praticamente hai trovato questo... Ho trovato questo, sì, perché c'è il problema che non tutte le pensioni hanno la 14ª, ma poi il calcolo è sui contributi versati, evidentemente nella pensione superstiti non c'è il calcolo di contributi versati, ma c'è il calcolo in percentuale della reversibilità. Comunque può essere utile. Bene, salutiamo e ringraziamo Ennio Tognutti dell'FNP CISL di Udine, ringraziamo e salutiamo anche Ivano Monguzzi che è coordinatore coordinatore RLS dell'FNP di Tricesimo. Ringraziamo anche i nostri amici telespettatori per averci seguito, ringraziamo quanti ci manifestano appunto la loro vicinanza, la loro solidarietà. Non chiamate a questo numero, a quello che leggete in sovraimpressione, il numero del cellulare serve solo per i messaggini, adesso continua a suonare. Bene, invitiamo la persona che sta chiamando a contattarci la prossima settimana. Appuntamento a mercoledì prossimo, sempre in diretta alle 18, a partire dalle 18:15. Arrivederci. Arrivederci a tutti e buon fine agosto. In collaborazione con FNP CISL Udine.